andare a parlare di vino in provincia di Venezia era sempre molto difficile, perché Venezia si lega immediatamente al bacino di San Marco e pochi pensano che c'è un entroterra invece che è molto interessante dal punto di vista vitivinicolo. Ecco, vi spiego un po' come si è formato questo territorio. Questo territorio si è formato da circa 20.000 anni fa, quando è finita l'ultima grande glaciazione, quindi nel periodo Burniano. E l'architetto che ha disegnato questo territorio è il fiume Tagliamento, che a quel tempo, a causa proprio dell'irruenza delle acque, cambiava spesso il suo corso e trascinava immani quantità di detriti. Il gioco delle pendenze poi ha fatto il resto. Nella parte più a nord si sono fermate le particelle più grossolane e si sono formate quindi le grave del Friuli, e qui da noi si sono depositate argille fini e calcaree che con il passare del tempo si sono ulteriormente trasformate. Gran parte dei carbonati che l'acqua ha tirato giù lavando i sassi sono andati sul fondo e hanno formato delle concrezioni calcaree che noi chiamiamo caranto. Si vede proprio sotto 40 centimetri di argilla una fascia bianca di carbonato di calcio. Ed è proprio questo carbonato di calcio e l'argilla che fa sì che questa zona sia pregiata per i vini, quindi dia vini di struttura, dia vini profumati, dia vini che sicuramente possono tener testa a moltissime altre zone italiane. Ritornando a noi, passano i millenni e pian piano tra Vivenza e Tagliamento si forma una grandissima foresta planiziale che va dalla pedemontana al mare. I romani chiamavano questa foresta Silvis luponica, perché probabilmente era infestata da lupi pericolosi. Facciamo un bel salto e arriviamo al 1420. 1420, la Repubblica di Venezia, la Serenissima, decide che coltivare il mare non basta, bisogna coltivare anche la terra. E quindi la Repubblica di Venezia sposta i propri domini in terraferma. Come ho detto, i terreni sono ricchi di argille, ricchi di calcare, poco fertili, duri da lavorare. Gli unici che sapevano coltivare i vigneti e che conoscevano le potenzialità erano le famiglie nobili veneziane che nel frattempo avevano acquistato grandi possedimenti in questa zona. Ad esempio c'è la Marchesa de Concina, il Duca delle Grazie, i conti della Frattina, che già alla fine dell'Ottocento producevano ragguardevoli quantità di vino destinati ai mercati di Venezia, Padova e Treviso. Nel 1972 arriva la DOC, la legge delle DOC del 1969, quindi 68, scusate, quindi del 72 vuol dire che la cosa è stata veloce, e arriva la DOC per il Tocai di Lison. Tocai di Lison per il quale si delimita anche una zona che è la zona storica, la zona che ha dato notorietà e che ancora oggi, questa zona limitata, si può fregiare della menzione classico. Non sono tanti i vini italiani che possono utilizzare la menzione classico. E sicuramente il nome Tocai, un vitigno con il nome Tocai, era presente nel comprensorio Lison Pramaggiore, nel Veneto orientale e nel Friuli, prima, molto prima, che in Italia arrivasse la fillossera. Fillossera parte dalla Francia nel 1865 circa, arriva in Italia ai primi del Novecento. Però, andando a vedere, per esempio, il conte Gherardo di Porcia, la discendenza dei Porcia ha ancora terreni nella zona classica, il conte di Maniago, Monsignor Bai, che era di Belfiore e di Pramaggiore, solo per citare
citare alcuni nomi, parlano nei loro scritti, nei loro appunti di agricoltura del Tokai alla prima decade dell'Ottocento. Negli anni 90 del secolo scorso, Calò, Costacurta e la Severina Cancellier, la dottoressa Cancellier, hanno riscontrato che le caratteristiche del nostro Tokai sono corrispondenti a quello che i francesi chiamano Savignonas. Resta da capire perché questo vitigno in passato sia stato così diffuso, ma anche qui è facile, è un vitigno abbastanza rustico, quindi resistente, produce in modo costante ed ha vine di ottima caratteristiche organolettiche e di buona gradazione. L'origine del nome. Anche in questo caso la spiegazione, a mio avviso, è abbastanza facile. Il Veneto è diventato parte del Regno d'Italia nel 1866. Cioè io ho, guardando sulle cose di casa mia, mio nonno e i miei zii sono nati sotto l'impero austro-ungarico, solo l'impero austro-ungarico, e a un mio prozio l'impero austro-ungarico addirittura ha assegnato una borsa di studio, era un seminarista, quindi sono cose, non dico dell'altro ieri, ma in realtà abbastanza vicine. La parte orientale del Friuli è diventata italiana nel 1918, alla fine della Prima Guerra Mondiale. Quindi gli scambi con Vienna erano all'ordine del giorno e nella capitale austriaca, scusate, e nei centri maggiori dell'Austria arrivava molto vino. Una piccola parte della produzione era locale, in Austria si produce vino, molto arrivava dall'Ungheria, che faceva parte dell'impero, e molto anche dal Veneto. Nel 1997 io lavoravo alle modifiche da apportare al disciplinare della Lora Doc Lison Pramaggiore e ho pensato di introdurre la possibilità che la Lora Doc Lison Pramaggiore potesse designare col nome Lison o Lison classico il Tokai. E finalmente nel 2010 è arrivata la IOCG solamente per il Lison.